Seconda corsa, ancora puledri di 2 anni, questa volta sole femmine, maiden. In 9 al via, 1 Eva Spritz, 2 Eledipa, 3 8 Wonder Treb, 4 Etoile Duo, 5 Easy di Girifalco, 6 Encantada Appel, seconda linea, 7 Eva dei Greppi, 8 Elettrica Trio, 9 Elixir. I favori sono per Easy di Girifalco, debuttante di Alessandro Gossadoro, controfavorita 8 Wonder Treb, altra debuttante. Macchina che accelera, lascia andare le concorrenti, l'errore di Eledipa mentre si avvantaggiano 8 Wonder Treb e Etoile Duoz con all'esterno Easy di Girifalco, che poi deve ripiegare in terza posizione alla corda. Elettrica Trio squalificato. In seconda posizione così Eva Spritz, mentre si accoda a terza Easy di Girifalco. Numero rimane 7 Eva dei Greppi squalificato. Sono rimasti praticamente in 5 dopo 300 metri di gara. E sbaglia anche Encantada Pelle in questo momento. Intanto se ne vanno i primi 400 metri di gara in 39 con 8 Wonder che conduce, in seconda posizione Eva Spritz, in terza c'è Easy di Girifalco, all'esterno Etoile Duoz, poi Elixir che si è ricongiunta al gruppetto di testa. Intanto tranquilli i primi 600 metri di gara con leader sempre 8 Wonder che si appresta a completare il mezzo miglio, ne lo fa in 1-2-9 con un 32 di secondo quarto, in vantaggio 8 Wonder Treb nei confronti di Eva Spritz, all'esterno è sempre Etoile Duoz, mentre alla corda chiusa per il momento è Easy di Girifalco. Se ne va il chilometro iniziale nell'ordine del 1-19-2, ora accelera gradualmente 8 Wonder Treb, può cercare di sprintare anche Easy di Girifalco che va in schiena direttamente a Etoile Duoz a 400 dalla conclusione. Resta lì invece incollata alla corda Eva Spritz, poi anche Elixir che va per corsie interne, sposta in terza ruota a questo punto Easy di Girifalco, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in testa 8 Wonder Treb inseguita da Eva Spritz e a centropista da Easy di Girifalco. 8 Wonder in vantaggio, finisce forte al largo Easy di Girifalco, ma il palo è vicino, vince bene 8 Wonder Treb nei confronti di Easy di Girifalco. Terzo posto per Eva Spritz, 1.17.6, ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere, perfetta distribuzione dei parziali da parte di VP dell'Annunziata che vince al comando con 8 Wonder Treb. Secondo posto per una comunque valida Easy di Girifalco che precede Eva Spritz che fa suo il terzo posto, leggermente più discosta. La vittoria quindi al debutto per la lieva di VP dell'Annunziata, Tiberio Cecere al training per conto e per i colori del signor Luca Conti. 3,75 la quota fissa per vincitrice.